Amici del Televignole, bentornati a Non è mai massa tardi per imparare il dialetto. Anche vi parleremo di modi di dire, di situazioni spiacevoli, difficili. Allora, non vedere che neanche a bestemmiare. Non vederci nemmeno a bestemmiare, cioè quando è buio veramente fitto. Averne pien le braghe, averne pien le braghe. È evidente di che cosa possano essere pieni i pantaloni, il che costituisce indubbiamente una situazione piuttosto spiacevole e insomma, imbarazzante. Restare in braghe de tela, rimanere in brache di tela, nel senso di rimanere in mutande con un pugno di mosche, di trovarsi con niente in mano o peggio essere ridotti alla miseria. E questi tempi qua, tanti che secondo me resta in braghe de tela. La va dei petolotti, va male. Petolotti sono i bozzoli imperfetti del baco da seta, che una volta venivano macerati dall'allevatore in una secchia d'acqua per spremerne le crisalidi. Se ve n'erano dentro queste crisalidi, si otteneva una massa che si filava e si tesseva per farne vestiti casalinghi. La frase è una semplice constatazione da usare quando si è in una situazione piuttosto difficile nella quale non si intravede speranza di soluzione. La va dei petolotti. Aver e corri. Avere il corri, ossia essere colpiti da diarrea. Rende molto bene la situazione di necessità nella quale ci si trova. Da correre, equivale al modo di dire seguente: nar de sbruzzet, cacare liquido, dove sbruzzet letteralmente sta per schizzetto. Essere dentro en fin ai occhi, essere dentro fino agli occhi. Si usa per significare come si sia in una situazione piuttosto disperata o ingarbugliata, ad esempio quando si è ingolfati di debiti o ci si è messi in qualche impresa senza speranza di superare la crisi. Equivale più o meno alla seguente espressione più colorita e usatissima in diverse occasioni, cioè essere strac de dar la testa su per i muri. Essere talmente stanco da dare la testa sui muri. Poi è anche essere tra l'ancusem e il martello, essere tra l'incudine e il martello, ovvero essere in una situazione molto spiacevole tra la padella e la brace. Non saper, pu a che acqua trarsi, non sapere più in che acqua gettarsi, ovvero non sapere a che santo votarsi, che vale in una situazione quanto difficile da affrontare nella quale si sta sempre tra la padella e la brace. Essere con la merda en fin al collo. Essere con la merda fino al collo, che può essere un poco attenuata in essere la merda. Aver gli occhi in mezzo alla testa. Avere gli occhi in mezzo alla testa. Vuoi dire cosa vuol dire? La frase descrive egregiamente una situazione di grande stanchezza nella quale si è praticamente KO. Avere gli occhi in mezzo alla testa. Essere a cavallo dell'asino, essere a cavallo dell'asino, ossia trovarsi nei pasticci, essere in brache di tela, vedi quel che è di prima. Poi aver spizza alle onge,
avere prurito alle unghie, ovvero aver voglia di menare le mani. Batter la solfa, bastonare. In un diverso contesto il modo di dire significa ripetere sempre le stesse cose o anche dirigere un'orchestra. Dare una passata a uno, nel senso di picchiarlo a dovere. Vabbè. Dar un slavadenti, dare un lavadenti, ossia un manrovescio sulla bocca. L'espressione dà l'idea di una lavata di denti, infatti non è raro udirla proprio a proposito di una punizione da dare a qualcuno che abbia parlato male, usando delle volgarità o delle espressioni poco educate. Dar en codogni, dare una mela cotonia, cioè mollare in pugno. La frase prende forse a prestito la durezza del frutto, cioè la mela cotonia. E poi mollare un garofano, ossia sferrare un pugno. Alla prossima.